Ore 20 di giovedì 7 aprile al campo A del Futura Calcio Sales di Vargius, ottavo di finale del torneo Maracanà Open stagione 2015-2016, nel quale si affrontano ASD Delfino che veste un completino rosa e Pizzeria Su Stentu che indossa un completo verde. A dirigere l'incontro è chiamato il signor Marco Fais dell'MSP Sardegna. Buona visione.
Valentino Vargius, è appena terminato l'ottavo di finale, Pizzeria Su Stentu si è imposta 8-3 su ASD Delfino. Un ottavo di finale dove avevate i favori del pronostico, però diciamo che almeno anche per più di metà gara comunque è stata partita vera, a parer mio. Sì, non è stata una partita semplice, però siamo riusciti a sbloccare subito la partita, poi abbiamo avuto un leggero calo e la partita un po', diciamo, che si è riaperta, poi grazie al nostro bomber Tiziano siamo riusciti a chiuderla. Diciamo che tu sei qua in qualità di best player della gara, il miglior giocatore, hai segnato una splendida doppietta, ma hai anche dato 3 palloni a Tiziano che sta giocando una sfida nella sfida con Vitellaro di Esintermedia per vincere la classifica cannonieri. Vargius Monterastelli comunque è una bella coppia, è su questo che puntate per cercare di conquistare il torneo? Noi puntiamo sul gruppo, che è il nostro è un ottimo gruppo, non contiamo sui singoli. La nostra forza è la squadra, tutti. Nonostante la forza di questi due attaccanti, tu dici è la squadra che comunque sì, deve sì, dare. sì, tutta la squadra contribuisce alla vittoria, dal portiere sino all'ultimo giocatore. Nella parte bassa del tabellone avete Esintermedia, la squadra che comunque sta ricevendo grandi elogi, forse a detta di molti potrebbe essere anche la squadra più forte del torneo, almeno in questo momento, per la forma che sta attraversando. Li hai incontrati? Cosa dici? Oppure qual è la squadra che temi di più? Gigi One che si sta riprendendo e che deve difendere un titolo che vince da 2 anni? Oppure Samirada che ha vinto la prima fase, dimostrando di essere una bella squadra? Ho sfidato Samirada, sì, però quelli che ho temuto di più sono stati Simius Team, quando c'era il mio amico Nicosia. Quando c'era. Le altre sì, sono tutte buone squadre, è inutile dirlo, ormai stiamo arrivando alla fine, siamo tutte sullo stesso livello, è inutile dirlo. Hai perfettamente ragione. Da temere, sì, c'è un equilibrio che comunque sì, è giusto. Ti faccio nuovamente i complimenti per la tua prestazione, in bocca al lupo per la squadra.